Allora, cominciamo la nostra diretta da Padova. Anche a Padova, come a Firenze, un po' di pioggia ce la siamo presa. Voglio farvi vedere. Allora, queste linee guida uccidono il commercio. Visto che nessuno li ascolta, e allora devono sfidare le piazze, il maltempo, la paura anche delle multe, però è l'unico modo che hanno per farsi ascoltare, perché altrimenti ovviamente c'è sempre un professorone, un tecnico, un super esperto che ne sa più di loro. Salute! Cioè, capito? La cosa paradossale è questa. Allora, vediamo un po'. Questo era quello che avevamo proposto fin da subito. Congelamento fiscale io non apro. Se aprissero, si ritroverebbero col 100% delle spese da sostenere e, se gli va bene, il 20% degli incassi. Ora, io non so con quale mente a Palazzo Chigi possano pensare di dire o di sbrigare la vicenda dicendo ma noi vi diamo la possibilità di aprire. Allora, guardate, questo è un flash mob. Allora, a distanza, raccontaci che cosa vi spinge ad essere qui, perché, e mandiamo un messaggio attraverso anche i social a chi finora non ha ascoltato. Ma fondamentalmente oggi ci siamo trovati perché poi alla fine sono 2 mesi che noi diciamo sempre le stesse cose, però probabilmente c'è qualcuno che non ha voglia di ascoltare o qualcuno che non sa esattamente come funziona. È molto semplice, oggi noi se apriamo i locali, i ristoranti, non stiamo in piedi. L'equilibrio è semplice, no? Si diceva e lo si è detto sempre in tante dirette che ci sono state, trasmissioni televisive, ci deve essere un equilibrio tra ricavi e costi. Oggi noi se apriamo i locali abbiamo il meno 70% di posto che non possiamo dare ai nostri consumatori, che equivale al meno 70% dei ricavi. Abbiamo il 100% dei costi. Io ho 3 locali di 400 metri quadri nella provincia di Padova con 43 dipendenti. Cioè domani mattina se apro i locali io non posso chiamare tutti i dipendenti a lavorare, per cui di 43 ne dovrei prendere 10, perché diciamo il locale non dico che stia ma neanche in equilibrio, diciamo, per dare un servizio ai nostri cittadini. Per cui è una cosa che fondamentalmente non ci può essere, perché nel momento in cui giri la chiave la macchina ha dei costi che sono gli stessi di prima. Allora, ieri Patuanelli ha fatto l'intervista e ha detto adesso zero burocrazia, finalmente facciamo partire l'economia, eccetera. Voi non so se abbiate già avuto modo di leggere qualcosa di questo decreto. E ti domando, è un decreto in cui trovate qualcosina, una risposta, un sostentamento? Guarda, fondamentalmente nel decreto hanno messo tantissime pagine, io sinceramente non sono riuscito a leggerlo tutto, ma penso che nessuno sia riuscito a leggerlo tutto. Di tutto quello che noi abbiamo chiesto fondamentalmente non c'è nulla, nel senso che sono tante parole, tante pagine, ma c'è poca sostanza, poco pragmatismo. Le varie associazioni che ci sono in Italia, dei locali, artigiani, parrucchieri o tutti i pubblici esercizi, avevano tirato delle linee guida, c'era stato, diciamo, da parte nostra un decalogo o comunque poche regole che dovevano mantenere, ma nessuno si è, diciamo, preso la briga di leggere questo decalogo o comunque di chiedere un incontro. Bisogna zero ascolto. Zero ascolto. Queste sono le cose. Io questa mattina dicevo 2 cose. Allora, che sia un imprenditore o una persona, qualsiasi persona che lavora, ci sono 2 regole da seguire. Uno, che è la credibilità, che questo governo non ha. E la seconda cosa, e quindi devi mantenere, voglio dire, quello che dici, e di quello che ha detto Conte oggi non è stato mantenuto assolutamente niente. E poi la seconda cosa è il fatto che devi essere competente, e la competenza mi sa che in questo governo oggi non c'è, perché nessuno di loro sa esattamente come funziona un ristorante, un locale, un pubblico esercizio, nessuno di loro, perché altrimenti non si andrebbe a parlare di 2 metri per i tavoli, non si andrebbe a parlare di 4 metri quadri per persona, e basta guardare cosa fanno. Cioè loro sono quelli che dicono dobbiamo, ok,
stare in Europa, uniformarci a quelle che sono, voglio dire, un po' le regole europee. In questo caso qua non lo stanno facendo, perché in Germania tra un tavolo e l'altro loro dicono che c'è una distanza così, cioè bisogna essere flessibili. Oggi quindi seguono l'Europa quando vogliono loro, con il MES, con tante altre cose, quando invece lo dovrebbero seguire l'esempio, loro sono talmente bravi che poi l'esempio non lo seguono, no? Nel senso. Per cui oggi noi siamo qui a manifestare e a dire che oggi in queste condizioni... È uscito il sole, è uscito il sole. In queste condizioni oggi non lo possiamo aprire. Io spero e confido veramente nel nostro governatore Zaia, che per il Veneto sta facendo tanto, e spero, insomma, diciamo, che ci sia un po' di flessibilità di questo decreto, che ci permettano almeno di lavorare. Io non sto... Oggi questa è sopravvivenza, non è che stiamo guadagnando o che vogliamo guadagnarci, perché capiamo quella che è stata, diciamo, l'emergenza sanitaria. Altrimenti la soluzione noi l'avevamo proposta, e che era la soluzione di dire rimaniamo chiusi, il governo ci deve sostenere, rimaniamo chiusi, perché capisco effettivamente è stata un'emergenza mondiale ed importante, per cui noi siamo i primi che vogliamo rispettare questa emergenza. Senti, allora, congelamento fiscale lo faccio dire a Certo. loro? Allora, Buon Riccardo, dov'è? Vieni Riccardo. Allora, intanto, congelamento fiscale. Oltre, cioè bisogna metterlo nero su bianco lì, altrimenti nessuno mi ascolta. Beh, indubbiamente, anche perché, ripeto, fino adesso abbiamo visto, ci sono state solo chiacchiere, pertanto bisogna fare veramente qualcosa nero su bianco, senza ombra di dubbio. Allora, io, così come mi era successo a Firenze, a Milano, io tenterò di portare questa voce in Parlamento. Come? Semplice, attraverso gli emendamenti. Ora, gli emendamenti, caro Conte, o ce li fai discutere e li prendi in considerazione, oppure io penso che questa piazza, perché da come li sento, oggi è una piazza composta, dopo questa piazza si trasferirà in blocco a Roma. E cosa farete? Schiererete l'esercito? Porterete l'esercito nelle stazioni per non far partire chi vuole difendere il diritto di fare impresa? Quindi occhio. C'è anche Elisabetta Garbini. Eccolo qua. Ciao. Allora, tu hai un piccolo locale. Sì. Allora, ad oggi tu l'idea di ripartire? No, io tengo chiuso. Tengo chiuso perché non abbiamo ancora linee guida ufficiali. Cioè, adesso so che Bonaccini le ha presentate al governo. Mi hanno detto ieri sera che tante regioni vogliono seguire le linee guida di Bonaccini. Io le ho lette. Dicono no al distanziamento sociale se non il metro di distanza. Così vuol dire che ristoratori e quant'altro riescono a limitare le perdite, perché, ripeto, chi va a aprire adesso non va per andare in pareggio con le attività, ma va per andare a limitare le perdite, perché la gente ha paura, si farà fatica a tornare ai regimi di una volta, quindi si va per limitare le perdite. Diversamente è un mese e mezzo che ci facciamo, che interlochiamo con parlamentari, senatori e quant'altro per chiedere il congelamento fiscale, perché se non sono in grado di essere profittevole con l'attività non riuscirò mai a coprire tutte le spese di fornitori, garantire la filiera, tutto quanto. E se non ne ho più, cosa faccio? Il problema è che l'INPS mi è arrivato l'altro giorno i 980 euro da pagare, la commercialista mi ha scritto dicendomi che io ti consiglio di pagare entro maggio, perché il decreto dice... Lo vogliamo dire, io queste piazze qua le ho girate quando c'era stato il crack delle banche venete, quindi qui è sale su ferite aperte, perché non dobbiamo dimenticare quello che già certi territori hanno già vissuto, certi imprenditori hanno già vissuto. Allora, intanto vedo un collega con la maschera della casa di carta. La ragazza. Va bene, io adesso chiudo la diretta perché ci sono anche alcuni colleghi che mi vogliono fare delle domande, cercherò di parlare. Come avete visto è una piazza composta, questa è tutta gente composta, chiedeva soltanto di essere ascoltata tempo fa. Forse evidentemente non... c'è... Guarda, Penso che sia la manifestazione. ecco, questa è una manifestazione fatta da gente per bene che veramente non dà il minimo, non sta creando la minima tensione, e questo lo deve tenere in considerazione il governo.
vi dicevo qualcosa rispetto ai risparmiatori. Milena, con te queste piazze le abbiamo vissute tante volte. Assolutamente Parlando, sì. allora ci teniamo a distanza, io ti metto il telefonino, però voglio che tu faccia capire che questa del coronavirus è sale su ferite già aperte, quindi la crisi economica interviene in un contesto in cui il famoso ristoro del risparmio tradito ancora non si è visto. Assolutamente sì, infatti stavo facendo una riflessione molto forte prima. Per noi questo è il secondo lockdown che subiamo e di conseguenza questi soldi che vengono promessi sono solo promessi. Io lo chiamo Beppi bugia, dicono nel Veneto, perché Beppi sta raccontando veramente, Giuseppe Conte logicamente, delle bugie, perché noi sono 4 anni che aspettiamo i soldi del Fondo Risparmiatori Traditi, una legge che abbiamo instaurato nel 2018 con l'aiuto anche di Gianluigi Paragone e cosa abbiamo? Nulla. Vanno dicendo che noi abbiamo ricevuto i risparmi, non è assolutamente vero. Io nel mio conto corrente... Questo lo voglio dire perché c'è ancora Villarosa, Raduzzi, cioè che vanno in giro a dire che i soldi vi sono arrivati. No, i soldi non sono arrivati, anzi è peggiorativo ancora di più perché i risparmiatori sono ancora più incazzati e appoggiano queste partite IVA incazzate perché siamo la testimonianza in primis che i soldi non arriveranno mai o se arrivano nel giro di 20 anni quando praticamente avremo tantissime vittime, tantissimi morti, tantissimi malati cronici e di soldi neanche uno. Ve lo posso garantire, i risparmiatori, il FIR è una legge che non ha dato un penny a nessuno. Perciò Villarosa, svegliati, non farmi delle dirette dove dici che i risparmiatori li hai pagati, perché non è vero. Gli obbligazionisti, sub, è un discorso ancora vecchio. Voi avete dato un'integrazione del 15% su 14.000 domande, ne sono state praticamente rimborsate 1.000, ma di tutto il resto, 350.000 famiglie delle 6 banche andate in liquidazione, non c'è un ristoro, nessuno. Allora, questo è il problema di chi fa le dirette e pensa di raccontare una verità che non ha una ricaduta pratica. Cioè, quando il Presidente del Consiglio dice ci sono 400 miliardi di garanzie dello Stato, poi questi vanno veramente in banca e la banca gli dice no, guardate che non vi diamo alcun prestito. Quelli fanno le dirette e vi dicono oh, vi abbiamo dato i soldi ai risparmiatori. No, non gli ha dato nessun ristoro. E quando gli dicono non rimane indietro nessuno, non ci saranno licenziamenti e arriverà la cassa integrazione. Ragazzi, dai 600 euro la cassa integrazione, come si dice da queste parti, non è arrivata una gota, non è arrivato niente, ok? Non è arrivato niente. Allora basterebbe a volte essere molto lineari, accreditamento diretto, semplicità e liquidità. Va bene ragazzi, io vado, mi unisco a loro, vedete sono un sacco di telecamere, per fortuna queste dirette, queste manifestazioni danno la possibilità di dare visibilità ai temi, quindi adesso parlo un po' con loro, quindi sgancio la diretta, c'erano altri colleghi che volevano parlarmi e basta. Gli operai sono nelle stesse condizioni, amici. Guardate che gli unici che in questo momento non sentono il disagio, no? Sono quei lavoratori dipendenti che hanno lo stipendio, che hanno la garanzia, sì, lavorano da casa, smart working. Ecco, il rischio di allargare la forbice tra il lavoro del pubblico impiego e che voglio dire, io non voglio esasperare gli animi, ma c'è una differenza notevole tra il lavoro del pubblico impiego e chi invece sta nel settore privato e si deve inventare un lavoro, perché questi sono uccisi dal governo. Va bene? Ciao ragazzi, vi mando un gran saluto da Padova. Guardate che bella questa gente composta che sta difendendo il loro diritto di sopravvivere e il loro diritto di fare impresa. Ciao a tutti.